Decimo turno il campionato di prima categoria siciliana per il girone D a 1027 metri di altezza. Il Santa Domenica di Vittoria ospitava l'Atletico Messina. Ricordi nefasti per i biancazzurri che nella passata stagione hanno dovuto lasciare le penne in questo campo alla loro seconda uscita stagionale contro l'allora neopromossa Santa Domenica di Vittoria, che invece giunge a questo incontro dopo una pesante sconfitta sul campo del Val di Nisi Calcio per 5-1 ed è ferma a quota 13 punti in classifica, a 4 lunghezze di distanza dai biancazzurri di mister Naccari, che hanno trovato anch'essi una battuta di arresto. Nell'ultima uscita tra le mura amiche del Despar Stadium è stato solo un pari per 2-2 contro la Juve Emilia. Dirige l'incontro il signor Alessio Marino della sezione di Acireale, quando grazie all'ausilio delle immagini a cura di Samuele Zaccone possiamo passarvi a raccontare quanto accaduto sul rettangolo di gioco del campo Santa Domenica di Vittoria. Sarà l'Atletico Messina a gestire il primo possesso di questa sfida e operare il primo tentativo pericoloso dopo appena un giro di orologio, e infatti Cenci a sfruttare la solita rimessa laterale lunga di Calapà e metterci la puntita. Risulta però sballato il suo tentativo. Immediata risposta dall'altro lato del Santa Domenica di Vittoria con questa azione personale di Spidaleri che sfrutta un'incertezza della retroguardia bianca-azzurra. Il suo tentativo mancino termina abbondantemente largo. Al 12esimo prova allora Bomber Pagliaro a mettere il suo timbro sull'incontro, trova un clamoroso palo alla destra dell'estremo difensore del Santa Domenica di Vittoria, ci prova un minuto più tardi allora Libro. Il Velociraptor però trova un tiro piuttosto centrale. Al 17esimo si presenta allora per la formazione locale dai 25 metri D'Amico sul punto di battuta di un calcio piazzato. Il suo mancino impegna severamente Interdonato. Alla mezz'ora ancora Interdonato deve sventare una palla velenosa del solito D'Amico. Sicuramente il gran freddo e il terreno di gioco in pessime condizioni non aiuta, non facilita lo spettacolo di questa sfida, che intanto prosegue con questa percussione di Spartà. Stava per fare a ferro e fuoco tra le maglie biancazzurre e costretto ad abbandonare il campo per infortunio. Interdonato in favore di La Fauci, possibile stiramento per il numero 23 biancazzurro, prova a chiudere in avanti intanto l'Atletico Messina con Cenci. Il suo mancino però risulta debole. Duplice fischio del direttore di gara Marino, squadre negli spogliatoi sul risultato ad occhiali, ancora 0-0. Continua a piovere copiosamente al comunale di Santa Domenica di Vittoria. Si torna in campo subito con un cambio per i biancazzurri con Napolitano che andrà a rilevare Gulletta. Riuscirà a sbloccare l'inerzia della partita dopo 3 minuti. La solita rimessa laterale di Calapà e carambola sul petto di Bonanno. Arriva Sfameni, ci mette il piattone mancino e porta in vantaggio l'Atletico Messina. Il bomber che non ti aspetti è Andrea Bamba Sfameni. Sblocca una partita complicatissima in favore dell'Atletico Messina. Il numero 6, formazione di mister Naccari, che quest'oggi dovrà fare a meno di molti componenti della propria rosa. Marchese e Cucinotta per squalifica, lo nostro per infortunio. Intanto qui ha provato ad accendersi Libero, che prova a sfruttare la propria tecnica nonostante le pessime condizioni al terreno di gioco. Qui elude gli interventi degli avversari come fossero birilli. Il suo destro però termina alto. Dall'altro lato è il solito D'Amico a provarci al 64esimo dalla distanza e a impegnare La Fauci. Minuto 69. Carambola al limite dell'area, Libro ci prova in qualche modo a liberarsi al tiro, alza il pallone per Napolitano che di prima intenzione va col lob, per poco non stava per sorprendere l'estremo difensore locale. Minuto 71, secondo cambio con Zagone che va a prendere il posto di Tiziano Bonanno. Qui gestisce male un'uscita dal pressing l'Atletico Messina e facilita il tentativo dal limite dell'area di Spidaleri al minuto 78. Minuto 83 fa il suo esordio in maglia bianca-azzurra anche lo zio Antonio Bonamonte, che prende il posto di Mirko Pagliaro. È proprio il neoentrato ad orchestrare questa azione magistrale, duettando con diversi compagni di squadra. Qui col Libro, poi allarga il pallone per Napolitano, lascia andare il fendente Giovanni Napolitano, fa 0-2 per l'Atletico Messina. La formazione di mister Naccari l'ha chiusa. Antonio Bonamonte come un fulmine a ciel sereno è entrato in questa partita per mettere la propria firma, così come il giovane ragazzo dell'Atletico Messina che trova la sua prima marcatura in campionato, la seconda stagionale dopo quella di Coppa. Sarà proprio lui a lasciare nei minuti finali il campo in favore di Naele Naccari, anche lui all'esordio in biancazzurro. Minuto 90, ci prova Libro sui sviluppi, un calcio piazzato, riesce in 2 tempi ad allontanare la retroguardia del Santa Domenica di Vittoria, che ci prova con le ultime forze della disperazione. Arriva però il triplice fischio, game over al campo di Santa Domenica di Vittoria. Santa Domenica di Vittoria, Atletico Messina è già storia, finisce per 0-2, decidono le marcature di Sfameni e Napolitano.